Oggetti, bottigliette contro gli operatori sanitari che nel pomeriggio dovevano sottoporre a nuovi tamponi i richiedenti asilo risultati negativi ai test di mercoledì. All'ex caserma Serena di Dossone è andato in scena nel pomeriggio quello che il sindaco Mario Conte bolla come l'ennesimo vergognoso episodio di violenza contro operatori dell'ULSS 2 e forze dell'ordine. Strada di fronte all'ex caserma chiusa, all'interno disordini, stanze messe sottosopra e un operatore della nuova facility che sarebbe stato malmenato. La misura è colma, tuona il sindaco, i delinquenti una volta finita la quarantena vanno mandati a casa loro. Cosa abbia scatenato la rabbia dei migranti resta da capire, forse proprio la notizia che una parte di loro è ancora positiva e costretta alla quarantena. La presenza del Covid-19 nella struttura si sta tuttavia riducendo. Dei 255 tamponi eseguiti 2 giorni fa rispettivamente su 230 ospiti e 25 operatori, 155 sono risultati positivi, 71 negativi. E dei 71 negativi, 63 erano positivi in occasione dello screening precedente. Quanto agli operatori, sono 7 positivi e 18 negativi. Nel frattempo, per i fatti di ieri di via Pisa, la protesta organizzata dall'amministratore del grattacielo Alessandro Zuina, la notizia della presenza di 5 ospiti dell'ex Serena negativizzati, il presidente dell'associazione Hilal, Abdallah Kezraji, è passato dalle parole ai fatti, affidandosi a un avvocato perché l'episodio non è piaciuto né nel merito né nel metodo. Nel merito perché si è puntato il dito su dei richiedenti asilo che hanno in mano un certificato rilasciato dall'azienda 2 Marca Trevigiana che attesta la negatività secondo tampone. Nel metodo perché anziché chiedere alla cooperativa delle spiegazioni, delle indicazioni, si è preferito muoversi sul meccanismo della riunione, io direi anche dell'assembramento. La cooperativa è rimasta veramente spiaciuta, ritiene che non si possa lasciare sotto silenzio questa condotta, per cui provvederà a un esposto alla Procura della Repubblica. Non spetta alla cooperativa dire se ci sia un reato o non ci sia. È corretto però che la Procura della Repubblica sia informata di quello che è successo e che faccia le dovute valutazioni.